Buongiorno, io sono Chiara Cattapan, sono la direttrice del coro Mani Bianche del Veneto. È un coro integrato di bambini normodotati e con varie disabilità, autismo, disprassie muscolari, ritardi sensoriali e cognitivi, che nasce dal grande progetto voluto dal maestro Claudio Abbado nel 2010, che prende il nome di Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili in Italia. I cori Mani Bianche italiani nascono dall'esperienza dei cori Manos Blancas venezuelani, voluti da due assistenti del maestro Abreu, Naibet Garcia e Johnny Gomez, che applicarono il metodo e il sistema con bambini con difficoltà sensoriali e cognitive. La caratteristica dei cori Mani Bianche è la gratuità e l'inclusione. In un percorso musicale dove i bambini sono stimolati ad esprimersi attraverso la musica, con particolare attenzione ai sentimenti e alle emozioni. I bambini usano la voce, usano le mani e usano il corpo per esprimere sentimenti ed emozioni. Questo è molto importante perché al di là del valore e dell'importanza della tecnica vocale e musicale, quello che è importante per questo progetto è il veicolare le emozioni. Si dà la possibilità a chiunque di usare la voce, ma i bambini che non sono in grado di usare la voce usano solo le mani. Tutti i bambini cantano e tutti i bambini segnano. Si usano dei guanti bianchi, ecco perché il nome coro Mani Bianche. Bianco perché il colore bianco contiene in sé tutte le frequenze degli altri colori. E quindi tutti i colori nel bianco come tutti i bambini nel coro. Si interpretano le parole anche con la lingua italiana dei segni, con la LIS, ma non è una traduzione simultanea della parola, ma è uno studio serio, musicale, del rapporto tra la parola, il segno in LIS e il rapporto armonico e melodico della musica. Voce, segno e movimento. Il coro Mani Bianche del Veneto è uno dei pochissimi, se non forse l'unico, che in Italia lavora all'interno della scuola statale. Io sono molto grata all'Istituto Comprensivo di Vedelago che ha creduto in questo progetto di inclusione e ha sostenuto le attività del coro. I bambini fanno parte dell'istituto e come età vanno dalla prima elementare, prima della scuola primaria, alla terza classe della scuola secondaria, ma grazie all'associazione Sei per la musica di Castelfranco Veneto è aperta al territorio, quindi possono partecipare tutti i bambini del nostro territorio, ripeto, dalla prima elementare e poi spaziamo fino alla scuola superiore, alla scuola secondaria di secondo grado. Il coro si avvale di uno staff pedagogico composto da psicologi, psicopedagogista, assistenti per i bambini disabili e interpreti. Le attività sono molto varie, collaboriamo con delle orchestre e anche con dei cori, delle corali in cui noi ci affianchiamo e facciamo la parte segnante. Se dovessi esprimere con una frase l'identità di questo progetto e del nostro coro, sarebbe questa. L'anima
non ha disabilità.